portacandela coi cori. Per fare un portacandela coi cori ti ci vuole un portacandela di legno, una candela di sicuro, un fondo di un bicchiere d'acqua, taviglioli di carta con cori e altri disegni, un pinnello, l'incolla, una spungarella e la pittura. Lampa l'incolla in un bicchiere d'acqua e pulita. Scegli un tovagliolo, taglia un disegno in un tovagliolo guaito, sdoppia la carta, assesta il disegno annanto a un lato di un portacandela. Con il pinnello copri la carta con un mischio di incolla ed acqua. Scegli un altro disegno annanto da tavigliolo, taglialo con le dita, poi sdoppia la carta, appiccicalo annanto portacandela. Ci vuole che lo copri 3 scorni sopra. Metti la pittura annanto alla sponga e pittorisci il portacandela a colpetti di sponga. Prima sopra, poi i lati e anche i disegni. A quando compio, metti la candela in un tufone e l'accendi. Questo sarebbe anche un bello regalo a fare a tua mamma, vero? A tocca a te.